Si è conclusa la fase finale dell'operazione denominata Calypso, coordinata dal 12° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Palermo, avente giurisdizione sul tratto di costa e di mare prospicienti i comuni che vanno da Gela a Cefalù, incluse le isole Pelagie, Pantelleria, Le Egadi e Ustica. L'operazione ha visto impegnate sia in terra che in mare le donne e gli uomini della Guardia Costiera di Palermo, degli uffici marittimi dipendenti, in un'intensa attività di controllo dell'intera filiera della pesca finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti connessi all'impiego di attrezzi da pesca non conformi, alla tutela delle specie oggetto del fermo biologico, alla salvaguardia del consumatore, dalle frodi fiscali e alla garanzia della qualità e la tracciabilità del prodotto ittico destinati alle famiglie e ai ristoranti. Nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 12 novembre del 2025 il dispositivo operativo ha effettuato oltre 990 controlli ispettivi presso mercati ittici e rionali, esercizi di ristorazione, centri di distribuzione all'ingrosso, piattaforme logistiche, vettori stradali, ambulanti, abusivi e unità da pesca in attività. L'attività di vigilanza ha portato all'accertamento di 70 illeciti amministrativi, alla contestazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 87.000 euro, al deferimento di un cittadino extracomunitario all'autorità giudiziaria per pesca illegale in acque territoriali, al sequestro di 26 attrezzi di pesca irregolari e alla sospensione di un'attività commerciale di vendita al dettaglio. Complessivamente sono stati sequestrati circa 5.550 kg di prodotto ittico giudicato non idoneo al consumo umano dai dirigenti medici dell'ASP competente e successivamente avviato alla distruzione da parte di una ditta specializzata. Tra le attività significative si evidenziano numerosi interventi condotti nella città di Palermo presso mercati ittici, esercizi di ristorazione, centri di distribuzione all'ingrosso attraverso l'attività di monitoraggio delle piattaforme sociali. A Mazzara del Vallo, nel corso di diverse attività ispettive, i militari hanno proceduto a un controllo di uno stabilimento ittico durante le operazioni di scarico delle merci, ispezionando un articolato autoproveniente da un porto dell'Unione Europea. A Lampedusa la motovedetta CP285 della Guardia Costiera ha intercettato un motopeschereccio di nazionalità tunisina intento in attività di pesca all'interno delle acque territoriali italiane. L'equipaggio, accortosi della presenza dell'unità militare navale, nel tentativo di occultare il pescato ha tagliato la rete provocando la ricaduta in mare del prodotto. Il motopesca è stato scortato in porto dove al termine delle verifiche ispettive il comandante è stato deferito all'autorità giudiziaria con il sequestro di 900 metri di rete da pesca. L'operazione Calypso conferma quindi l'impegno costante della Guardia Costiera nel contratto alla pesca illegale e nella salvaguardia delle risorse del mare a tutela dell'ambiente, della legalità e della sicurezza alimentare dei cittadini.